Torniamo a parlare di maltempo. Il Veneto è una delle regioni più a rischio, a dirlo Erasmo D'Angelis oggi a Mestre per parlare di dissesto idrogeologico, ma soprattutto di come deve agire il governo. In questi ultimi anni si è iniziato un percorso, si è invertita la rotta. Dopo il 2010, quindi dopo le alluvioni, si è invertita la rotta iniziando a programmare, progettare e finanziare grandi bacini di laminazione per dare quelle risposte, però c'è molto da fare. L'emergenza alluvioni sempre più frequente ha un forte impatto sull'Italia perché costa lo 0,7% del PIL all'anno. Ecco perché i contratti di fiume sono importanti per siglare accordi per la manutenzione del territorio. Se ne è discusso a Mestre durante un tavolo sul dissesto idrogeologico dal quale sono emerse anche le criticità della nostra regione. Per noi in Veneto è una delle regioni sulle quali abbiamo un occhio particolare, cioè una lente di ingrandimento particolare, perché è una regione tra le più a rischio d'Italia e quindi abbiamo chiesto anche al Veneto entro il 4 di novembre di consegnarci l'elenco delle opere e degli interventi da realizzare. Opere che si potranno realizzare con fondi fuori dal patto di stabilità. Il sottosegretario Del Rio ha annunciato l'altro giorno l'apertura di spazi finanziari per circa 3 miliardi fuori dal patto di stabilità per i comuni che devono investire in manutenzione di corsi d'acqua, messa in sicurezza di versanti franosi, cioè tutte quelle opere che non vengono realizzate pur avendo oggi risorse in cassa, no? I consorzi di bonifica stanno già lavorando in prevenzione con un piano nazionale di riduzione del rischio idrogeologico in Veneto. In questi mesi abbiamo fatto, ed è ancora in corso, questo enorme lavoro di ricognizione e soprattutto oggi siamo in grado di far partire veramente una grande impresa di prevenzione dal rischio alluvioni, che è il rischio che corriamo davvero in tanti, il 12% del territorio, anche gran parte del Veneto, come abbiamo visto più volte.